Buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi in studio con me Sandro Dal Piano, direttore della comunicazione e promozione dei centri ENAIP Veneto. Vero? Esatto, perfetto. Ciao Sandro. Grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui e soprattutto che diate voce alla formazione professionale. E attraverso l'informazione, abbiamo notizie sulla formazione professionale, come hai detto te, attraverso l'informazione. E mandiamo un po' a fare un cappello, no? A quello che è ENAIP Veneto. Tu sei responsabile da tantissimi anni che io mi ricordi. Sì, adesso non voglio dire l'età, però no. Sono comunque X generation, come si direbbe, di poco, ma ci sono. Okay. Quindi non sono un boomer. No, vabbè. Sto scherzando anch'io. Tranquillo. Ci dici quante sedi ci sono in Veneto? Un po' di numeri per snocciolare. Sicuramente, anzi è uno. Ecco, pensate che ENAIP Veneto, faccio anche un po' di storia, nasce oltre 70 anni fa. E tu nato, non ne hai 70 di anni. No. Nasce 70 anni fa, tra l'altro da un'intuizione, devo dire, visionaria di chi allora erano le ACLI, i responsabili delle ACLI, l'Associazione Cristiana Lavori e Lavoratori Italiani, da dove noi prendiamo anche genesi, e nel 51 qui nel Veneto decide di avviare i centri di formazione professionale. Sono nati un po' grazie al lavoro degli studenti, perché all'epoca c'era da ricostruire una nazione dopo il periodo bellico, quindi molta povertà, tante persone che dovevano, come dire, trovare proprio un futuro oltre che un lavoro e quindi anche ricostruire la società oltre che le famiglie. Frequentavano questi corsi, pensate, anche il sabato o la domenica, andavano a messa, poi via a scuola. Anche di sera c'erano più turni, però alcune sedi sono nate grazie alla volontà dell'imprenditore che doveva riavviare la fabbrica, il parroco del paese che doveva dare risposta anche agli orfani che c'erano, comunque alle famiglie che avevano subito lutti o altro, e poi ai tanti giovani del periodo e delle famiglie. Certo. Da lì sono nati i nostri centri di formazione. Adesso non faccio tutta la disamina, però sono 18 sedi, 18 sedi attualmente, che, come dico io, dal Manzanare a Reno, cioè dalle Dolomiti al Delta del Po, dalla laguna al lago di Garda. Io ne prendo una sola, quella di Rovigo, che recentemente è stata spostata, no, nella zona del Censer, quindi da Don Bosco, vicino alla stazione dei treni di Rovigo, è stata spostata. Bellissima, tra l'altro, grandissima. Adesso ci darai un po' di numeri, no? Sì, nella zona
insomma, del CUR, esatto, accademica, insomma. Sì, là è l'ultimo centro che abbiamo realizzato, è nato dall'esigenza di spostare dalla sede storica del Don Bosco davanti alla stazione, come dicevi tu, di Rovigo, una sede più consona perché ormai i centri di formazione, le scuole di formazione professionale come le nostre hanno bisogno di spazi che vengano progettati ad hoc per realizzare quella didattica che per noi è importantissima, che è la didattica esperienziale, oltre che inclusiva, una didattica che permette ai giovani di esprimere il proprio talento. È una didattica che quindi ha bisogno di spazi che non siano solo confinati in una classica aula, ma abbiano la possibilità di di svolgere attività teoriche e subito poi di provarle all'interno dei laboratori come hai visto a Rovigo, certo, sono nuovissimi. Tra l'altro gli avete dato subito un'identità, l'avete dedicata ad Ada Negri. Ecco, Ada Negri, una poetessa che ha lasciato credo anche nella cultura italiana un proprio segno, e anche questo è un segnale, lo abbiamo fatto anche in altre sedi, dove in un centro di formazione, una scuola di formazione professionale, non è che si impara solo a usare le mani, ma si fa cultura, che è anche la cultura del lavoro, chiaro, ma si fa una cosa molto bella, si esercitano due cose che devono andare assieme per forza, che sono le mani, il fare, e la testa, cioè l'ingegno. È quello che noi chiamiamo maningegno, ecco, un po' con questo giro però significativo. Quindi a Rovigo hai visto 3.200 metri quadrati di spazi didattici, laboratori, come hai visto, l'area meccanica digitalizzata, cioè quindi non so, stampanti 3D. Sì, avete iniziato una nuova pagina di storia esatto. dell'istituto, praticamente. I laboratori del settore ristorativo, sia la sala che avete apprezzato, e poi anche spazi avete visto per fare incontri aperti alle associazioni, alle istituzioni, alle famiglie. I centri di formazione, io dico sempre, devono essere aperti al territorio. Noi esistiamo nella misura in cui c'è una domanda, e soprattutto se soddisfiamo i bisogni delle famiglie e dei giovani, che non sono solo quelli di imparare, a fare qualcosa, ma soprattutto a realizzare il proprio progetto di vita, dove la scuola ti dà un pezzo importante. Quindi quando una famiglia ci affida un figlio, deve sapere che è in buone mani. Noi molto umilmente ringraziamo sempre che ci scelgono. Questo è un periodo, tra l'altro, importante, perché tra qualche giorno ci sarà la chiusura delle iscrizioni per l'anno formativo prossimo, del 2026-2027. Ma al di là della scadenza, noi siamo aperti, abbiamo fatto molte attività di open day, incontrando le famiglie, incontrando gli studenti, dando loro la possibilità di fare laboratori, noi chiamiamo mini stage, cioè di mettere già in pratica quello che sarà la scuola che mi auguro sceglieranno, cioè la nostra, molto umilmente. Però a Rovigo, ecco, è stato un investimento importante. Tu hai visto anche dove è collocato, in un polo che è significativo, quindi lì trovi la formazione professionale, trovi l'università, trovi i centri di ricerca, trovi il parcheggio, quello senz'altro. Scusami, ma non è perché così. Davanti alla stazione sì, ce n'erano, ma non sufficienti, anche pochi. Ecco, quindi aver lasciato un luogo per noi anche del cuore storico, non è che ci è proprio piaciuto, però lì non era più possibile rimanere. Ecco, tu sai anche un po' tutta la storia. Mi ha fatto un investimento non da poco, adesso bisogna, grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, diciamolo, alla Regione del Veneto, cioè a un insieme di strutture, alle imprese. Pensa che molte delle imprese con cui operiamo, senza le imprese noi non esisteremo, così come senza le famiglie, no? Chiaro. E che ci hanno anche sostenuto nelle attrezzature, nelle tecnologie. Tu hai avuto modo di vedere, insomma. E poi diciamolo, anche l'occhio vuole la sua parte. I locali sono molto più accoglienti, chiaramente, perché luminosi, belli. Esatto, viene voglia di ritornare a scuola, perché io cito sempre Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, ma se la bellezza la incontri già all'interno di un'aula, un luogo che un ragazzo dice vabbè, mi piace la materia, però preferisco giocare con i miei amici, andare all'estero, insomma fare altre cose, ecco. Dopo non è che non ti mandiamo all'estero, ti mandiamo noi, però all'interno di un percorso didattico, o comunque, a parte queste battute, ma in un luogo bello uno impara meglio, di questo ne siamo straconvinti. Quindi l'impegno che stiamo
portando avanti in tutte e 18 sono investimenti anche importanti. E da soli noi non ce la faremo, faremo noi, così come neanche le scuole. Ma voi siete anche al passo con i tempi, lo dico perché sono venuta a Chioggia, un'altra location, esatto, qua vicino, tra l'altro la sede della radio, e dove si parlava di formazione di ITS, quindi il 4+2. Ci spieghi un attimo, ai nostri radioascoltatori? Sei entrata a gamba tesa. Sì, esatto. Allora, dico subito una cosa. Ieri sera era un incontro sull'innovazione e la domanda era: ma una scuola può innovare? Certo che può innovare, deve innovare. Senza l'innovazione non staremo al passo col mercato del lavoro, con le imprese, le esigenze dei lavoratori stessi. A Chioggia, sapete un po' anche la storia di Chioggia, siamo in un'isola un po' iconica, l'isola dell'Unione, unisce due mondi dello stesso comune, magari con sensibilità diverse. È il ponte tra varie generazioni. Noi non lì solo. ci troviamo in una sede che anche vocata al settore turistico-ristorativo particolare, svolgiamo percorsi triennali e di quarto anno, in più c'è questa novità del 4+2, cosiddetta riforma Valditara, e poi c'è l'ITS. Allora, a Chioggia una delle cose che stiamo facendo anche in altre sedi tipo Cittadella piuttosto che Padova è mettere, noi la chiamiamo in gergo tecnico, parlo da tecnico adesso, la cosiddetta verticalizzazione tutta in linea. C'è un ragazzo che entra da noi al primo anno, che sceglie di fare la formazione professionale, ha la possibilità dopo 3 anni di qualificarsi e lì decidere se continuare o entrare nel mondo del lavoro. Se entra nel mondo del lavoro dopo un'esperienza di stage al secondo anno e anche al terzo anno, è chiaro che viene assunto quasi in maniera subitanea dalle aziende, soprattutto lì a Chioggia. Se continua al quarto anno. Cosa fa il quarto anno? Si diploma. Quindi svolgiamo e attiviamo percorsi a diploma con 4 anni. Quindi un ragazzo esce, anche qui può entrare nel mondo del lavoro oppure continuare. Con la riforma del 4+2 sostanzialmente i giovani che escono dagli istituti, o meglio, sì, anche dagli istituti professionali, perché qualcuno l'ha attivato, ma soprattutto dalle scuole di formazione professionale come ENEI, sostenute, lo sapete, dalla regione del Veneto, può entrare, ha questa possibilità di entrare nelle ITS. Cosa sono le ITS? È quella formazione terziaria di alto livello che forma i supertecnici, l'alta formazione specialistica. Esatto. A Chioggia c'è la volontà, non solo nostra, ma in questo caso dell'ITS Turismo che ha sede a Jesolo, di partire con un percorso sull'area turistico-alberghiera. E anche lì abbiamo apprezzato dico granchio blu per dire, avete visto che cioè, siamo sul pezzo anche con in questo caso purtroppo esatto, perché per esempio a Chioggia un riferimento importante per il settore della pesca è proprio il nostro centro, dove si formano, si aggiornano le associazioni di pescatori, i pescatori stessi, sia sulle normative sia anche su, non so, come poter trasformare la propria attività da solo pesca magari nell'ititurismo e altre cose, che tra l'altro sono tutte figure, o meglio, scusate, delle abilitazioni professionali che devono essere soggette a formazione, ecco. Tanto per fare un esempio qui vicino. Sì, no, stavo pensando a quello che avevo assaggiato quando, perché in quegli incontri lì allora, poi c'è anche la parte del palato, allora, no? Giusto dirlo, nel settore ristorazioni i nostri giovani viene spontaneo quando ci sono degli eventi realizzare delle attività, erano veramente belli, quindi dei banchetti veri e propri. Pensate che però dietro a questo, quello che vedi come risultato di presentazione e anche di degustazione, dico io, c'è tutto un lavoro didattico, cioè non è che si mette un ragazzo produce, ma si vedeva che non era improvvisato, c'è tutta una ricerca, ci sono solo dei menù, ma un ragionamento legato al tipo di filiera, al prodotto da dove viene, e dei prodotti locali, ma anche poi non so, alle calorie, agli allergeni eccetera, e poi si produce quello che diciamo l'evento richiede. Pensate che abbiamo realizzato anche un'impresa formativa. I nostri ragazzi hanno la possibilità di acquisire commesse dall'esterno e sulla base di un'offerta vera e propria realizzare questa commessa. Le risorse che vengono poi
date dall'associazione piuttosto che dall'istituzione che dall'azienda stessa che ci commissiona qualcosa, vengono poi spese per migliorare il laboratorio, comunque per dare ai ragazzi delle attrezzature o comunque dei materiali didattici sempre che sono utili per la scuola. Un investimento, insomma. Ma tocchiamo quello che è il settore sanitario, perché so che fate corsi anche, io me lo ricordo a Portoviro per esempio, anni fa ancora, siete stati un po' i primi, no, a lanciare corsi per operatori sociosanitari, i cosiddetti OS, esatto, in gergo. ENAIP è uno dei principali enti di formazione che svolge questo tipo di attività. Non siamo gli unici, certamente, però abbiamo una programmazione annuale che copre tutti i territori del Veneto. È una figura professionale sotto tensione, nel senso che è fortemente richiesta, ok, sia nell'RSA che piuttosto dalle famiglie o comunque in strutture che svolgono un servizio alla persona, tra l'altro importante. Abbiamo una popolazione che sta invecchiando e diciamo è un settore che dà anche opportunità occupazionali a chi magari viene da altri settori o comunque ha perso lavoro, eccetera, però bisogna formarsi, una formazione specifica anche per adulti, insomma. Esatto, per adulti, ed è abilitativa, quindi dopo 1 migliaio di ore distinte tra formazione tecnica, formazione teorica, i tirocini che vengono svolti in più realtà dal centro diurno piuttosto che in ospedale o la RSA, eccetera, si sostiene un esame e da lì si è abilitati a entrare nel mondo del lavoro con un'abilitazione formale, ecco. Ci dai qualche data delle selezioni che sono le già prossime? In programma, sì, certo. Che so che avete già una programmazione sì, esatto. annuale. Prossimamente qui il 24 di febbraio c'è Chioggia, abbiamo poi anche Portoviro i primi di marzo e anche a Conselve, tanto per rimanere qui in zona. Ma ecco, tutta la programmazione di dettaglio la si trova sul nostro sito, ecco, così come tutte le informazioni per gli altri corsi, perché sono attività che permettono di accedere a circa una trentina di persone. Naturalmente ci sono delle selezioni, perché è una formazione, un tipo di figura professionale dove uno non può, deve sentirla e deve avere delle dei requisiti basici di base per arrivare alla fine del corso, che è molto impegnativo. Sì. Molto impegnativo, ecco, ed è una figura molto richiesta, dico molto, perché quindi ecco, se mi chiedevi delle selezioni, quella prossima è Chioggia. Ecco, certo, prossimamente comunque esatto. I dettagli nel sito. Bene, altri corsi per adulti che stanno partendo? Allora, noi abbiamo 2 tipi di attività rivolte agli adulti. Una a catalogo, dove una persona, un'azienda manda qualcuno dei propri dipendenti, si forma sulla scelta di alcuni titoli che possono essere abilitanti, a qualifica, quindi è un investimento principalmente di aggiornamento o di riqualificazione. Abbiamo la possibilità poi anche, apro un altro task, ma poi passo all'altro settore, con le imprese per esempio siamo in grado di fare anche di progettare degli interventi ad hoc, i piani formativi aziendali. L'altra area, sempre rivolta agli adulti, quindi un'area catalogo, uno sceglie il percorso sulla base della figura professionale o delle proprie competenze da migliorare, sceglie, si iscrive nella sede e anche qui sul nostro sito c'è la possibilità di scegliere tra decine e decine di attività formative in vari settori. Per quanto riguarda invece coloro che hanno necessità di ricollocarsi dopo un periodo di lavoro in un'azienda e si trovano temporaneamente in cerca di occupazione, sapete che noi abbiamo attivato in tutte le sedi i cosiddetti servizi al lavoro, dove con il programma GOL, è un programma che proprio mira a sostenere i lavoratori in questo passaggio delicato da un'azienda all'altra. Lavoriamo con i centri per l'impiego territoriali e con le persone che ci vengono assegnate e segnalate. In alcuni settori abbiamo la possibilità di accompagnarli prima nella rimotivazione e quindi nel riattivare abilità di ricerca per il lavoro, poi in percorsi professionali di durata medio-breve, perché devono poi ricollocarsi in maniera rapida. Pensiamo, non so, a capifamiglia che hanno la famiglia, non è che, certo.
possono seguire corsi come possono essere, non so, corsi OSA, che pensate 1 migliaio di ore, ecco, per dire, un anno e mezzo lavorando anche. Ma parlo, ecco, di chi segue questo percorso. Abbiamo delle attività che vengono presentate, messe anche questa una sorta di catalogo, con i nostri tutor, i nostri operatori, gli operatori del mercato del lavoro fanno questo percorso, vengono inseriti nelle attività formative, da lì accompagnati, sostenuti nella ricerca di nuova occupazione, grazie anche alle relazioni che abbiamo con le imprese. Noi non facciamo incrocio domanda-offerta, non siamo una società di somministrazione di lavoro, però ecco, il nostro supporto è proprio quello di accompagnare le persone, rimotivarle, soprattutto dargli nuove competenze che siano facilmente e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, perché il problema è trovare lavoro in un tempo consono, breve. Certo, e rivolgendosi chiaramente, se non direttamente al sito, ma nelle sedi materiali, diciamo, no? Esatto. Quindi dico Conselve piuttosto Portoviro, Chioggia, Piave di Sacco, Rovigo, perché l'abbiamo accennato, senza andare nelle altre sedi, insomma. Siamo presenti, come ti dicevo, 18 sedi in tutte le province. Ma se te le chiedessi, magari te ne dimentichi una o no? 17. Te le dico a memoria, da Longarone a Portoviro. No, vabbè, era per scherzare. Tutte, no, scherzo, anch'io. Vabbè, un po' come i 7 nani, no? Dimentichi sempre, devi ricominciare. Esatto, ci mancherebbe che me ne dimentico uno. Insomma, al di là di quello che dicevi, che la bellezza salverà il mondo, no? Per citare Dostoevskij, io ti invito a fare un invito ai nostri radioascoltatori ad informarsi, per chi ha bisogno di ritornare nel mondo del lavoro, perché si sa, tanti a una certa età devono cambiare lavoro per svariati motivi. Se non altro continuare ad aggiornarsi, perché non è mai finito di studiare. Esatto. E quindi non so se è una citazione o comunque un invito ai nostri radioascoltatori. No, avrei più un invito, ecco, perché di citazioni credo sia pieno il mondo. Però ecco, vi invito a toccare con mano, è importante, perché la formazione professionale, allora ieri sera dicevamo che siamo anche fortunati, noi lavoriamo con i giovani oltre che con gli adulti, e chi lavora con i giovani dicono che si rimane un po' più giovane, dopo non so il risultato qual è, però almeno mentalmente. Sicuramente però è importante toccare con mano, cioè visitare le nostre sedi, contattarci, andare minimo sul nostro sito a vedere quali sono le attività. Io adesso non c'è neanche il tempo per elencare tutte le attività che facciamo, per esempio anche solo con i giovani, e ricordarsi, ecco, che una scelta è importante soprattutto per i giovani, ma mai avere paura anche di un piccolo fallimento, magari nella scelta scolastica. C'è sempre la possibilità di fare un incontro di orientamento, di vedere se la scuola scelta è quella giusta, e se non è quella giusta ed è come dire più opportuno rivolgersi a un centro di formazione professionale dove c'è questa, diciamo, capacità o possibilità di imparare facendo, o l'intelligenza delle mani. Ecco, venite qui in zona, ne abbiamo, e soprattutto trovate delle persone competenti e capaci. Ecco, una cosa che ci tengo a dire: la professionalità dei formatori e di coloro che sono in aula deriva da 2 cose. Una, l'esperienza, ma anche molto lo studio e questa capacità che i nostri formatori hanno anche quasi di fare dei percorsi quasi personalizzati per i nostri studenti, e questo aiuta qualcuno che ha qualche difficoltà magari a scoprire che invece era la scuola sbagliata dove era. Certo. Adesso siamo in un momento di iscrizioni, per cui venite, quindi toccate con mano, siamo assolutamente a disposizione. Benissimo. Sandro, grazie per tutte queste informazioni sulla formazione scolastica, appunto a 360 gradi, dai giovani agli adulti, in tutto il Veneto, in tutte le varie 18 sedi del Veneto. E che dire, andate, informatevi maggiormente e trovate il corso apposta per voi, per aggiornarvi o comunque per il futuro dei vostri figli. E con questo auguro a te e ai nostri radioascoltatori una buona giornata. Grazie.